Eccoci qui, ritornati in diretta, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e oggi è una giornata particolare perché ho il piacere di avere di persona la dottoressa Genia Daffinei, coadiuvata anche da Guglielmo. In primis però salutiamo la mitica Rosanna, grazie a Rosanna appunto del canale Telegram La Forza dell'Amore, che questa registrazione poi verrà postata su quel canale YouTube e anche Telegram. Adesso facciamo una prova a microfoni, perché come sempre le dirette ogni tanto c'è qualche piccolo aggiustamento, e allora sentiamo dottoressa Genia Daffinei, vediamo se funziona il tuo microfono. Ok, buongiorno. Vediamo. Allora, lo alziamo, eccoli qui, che alzo un attimo i livelli, sì. Un po' più vicino. Buongiorno a tutti, grazie a Rosanna e a te Luciano per questa opportunità. Però no, io ho ancora pochi livelli qui, okay, su questo microfono qua. Un attimo. Forse è quel gain lì. Proviamo. Se non vede i livelli, okay, rifacciamo. Proviamo. Allora, intanto grazie. No, ne ancora, non ho il livello buono. Facciamo così. Cambiamo, prendiamo okay, questo e io prendo questo. Va bene. Adesso vediamo. Dai, rosso, colore della famiglia. Perfetto. Proviamo il tuo. Buongiorno a tutti, sono Guglielmo. Benissimo. Ci siamo, abbiamo risolto. Allora, eccoci qui. Abbiamo con noi la dottoressa Genia Daffinei, naturopata. Buongiorno a tutti e grazie per averci oggi qui con voi, per essere qui con voi. Grazie a Rosanna, anche a lei. Sì, sono una naturopata e mi occupo anche di epigenetica. Ecco, in effetti il tema di questo, diciamo, chiacchierata, perché io non le chiamo mai interviste, è una chiacchierata la nostra che avviene perché io non sono un giornalista, di conseguenza sono un volontario di questa emittente, che ho questo piccolo spazio radiofonico e pertanto per me è sempre una chiacchierata. Allora, dicevo, il tema è epigenetica e prevenzione. Sì. Due argomenti molto forti, ma che devono prendere piede all'interno di noi per capire che noi possiamo fare la differenza. Esatto. Appunto la prevenzione attraverso l'epigenetica, però facciamo un po' chiarimento che cos'è l'epigenetica. L'epigenetica, la parola in sé, epi, deriva dal greco e vuol dire stare sopra cosa? Sopra i geni, quindi la genetica. Questo vuol dire vari studi scientifici oggi, quindi non è più una novità. Questa parola è stata, diciamo, data da grande genetista negli anni 40, Conrad Waddington, e nei nostri giorni viene applicata. Quindi epi sta sopra i geni e vuol dire che tutti quei fattori come per esempio i 1000 giorni di vita, microbiota, dieta, lo stress, le relazioni di qualità possono attivare o disattivare i nostri geni. Mi piace fare a volte l'esempio della collina di Waddington. Lui mette una billa su questa collina e giù c'è tutta questo paesaggio e fa andare giù questa pallina. Questa pallina siamo noi e in base a questo paesaggio, cioè tutti quei fattori che ho detto prima, stress, alimentazioni, relazioni, ambienti, esposoma, quindi interferenze, campi elettromagnetici, sono in grado a modificare la traiettoria di questa bila. Invece di andare la bila dritta e non creare uno stato infiammatorio e una malattia e a lungo termine, a lungo avanti andare una patologia, ma rimanere in uno stato di salute, di benessere. Quindi, in poche parole, l'epigenetica è proprio questa. Oggi si può misurare. Nello studio è meraviglioso, è uno strumento S-Drive che va a misurare tutti questi fattori epigenetici e ci dice esattamente quale sistema è in disequilibrio, quindi va a lavorare a livello cellulare, legge i messaggi a livello cellulare attraverso prelievo di 4 bulbi del capello, quindi legge circa 800 marcatori
markers. Sì, sì. Quindi, sì, per tradurre in italiano. Ecco. E quindi epigenetica oggi non è più una novità, perché include, per esempio, e perché è importante, scusate, nella prevenzione. Perché? La prevenzione cosa ci dà? Per esempio, quando una persona nel mio studio si presenta e vuole prevenire, lui è già infiammato leggermente. Per esempio, mal di testa, brain fog, stanchezza cronica, insonnia, dolori articolari. E andare a lavorare con gli aspetti epigenetici, quindi su questi fattori, riusciamo a riportare la persona nel suo equilibrio fisiologico, quindi ascoltando le sue emozioni, tenendo conto del suo aspetto fisico, cioè ok, il fisico, il corpo mi piace dire spesso che è un tempio, no? Che racchiude. Quindi cosa racchiude? Dalle emozioni a cibo e attraverso reazioni chimiche ci dà quello che chiamiamo sintomi e malattia. Per forza di cose. Esatto. Quindi ecco una cosa io sì. A riguardo dell'epigenetica, perché bene o male rimane nel bagaglio che il fatto che si dice sei nato e quindi ci sei portato per dire è genetica, se c'è qualche malformazione, se c'è qualche disturbo e quant'altro. Non parlo di malformazioni fisiche, per carità, perché quelle sono dovute a altre cose, però diciamo, ecco, quelle difficilmente si riescono a recuperare col cambiamento di pensiero, di modo di ragionare, di essere, di vedere e di approcciarsi, diciamo, quindi di conseguenza. Però il fatto che determinate cose che dicono che ce le siamo portate con la genetica non è affatto vero, effettivamente. Allora. Esatto. Allora, io ho un paio di esempi, anche la ragione perché io faccio questo, non lavoro, la passione, è più una passione che un lavoro. Quindi la mia mamma, per esempio, l'ho persa quando lei aveva 47 anni, io avevo 22, ne avevo 22, e è morta di varie patologie. E in quel momento ho detto, ma proprio non si poteva fare nulla, è giovane, aveva 47 anni. Bene, a 31, quando avevo 31 anni, ero neomamma per la seconda volta, sono stata diagnosticata a Centro Medicina Mestre con displasia intestinale. Quindi prima di questa diagnosi avevo dei sintomi, quindi intolleranze, stitichezza e vari, stanchezza, brain fog. Quindi, come ho detto prima, nella prevenzione avevo già dei sintomi minori prima di diventare qualcosa di grande. E dopo, diciamo nel 2019, ho avuto un incidente, un trauma articolare. Però prima di questo, questi due esempi, per esempio la mia mamma e io con la displasia, ho voluto dimostrare a me stessa com'è. Quando il medico mi ha detto, signora, non c'è un protocollo in questo stadio, io ho pensato, come non c'è un protocollo? Io non sono un protocollo. Sono andata a casa e ho detto a me stessa, ok Jenny, hai la piccola che ha solo 4 mesi e mezzo, l'altra bambina di 11 anni, non puoi permetterti di fare il fine di tua mamma, almeno lei è morta a 47. Quindi ho pensato proprio che era genetico, no? Sì, certo. E ho iniziato a studiare, ho detto ok, che cos'è questo, diciamo, displasia, con che cosa si nutre, il perché. Avevo capito che era uno stato infiammatorio, quindi acidoso, e ho iniziato a fare approfondimenti sull'epigenetica e dopo mi è venuto fuori, dopo anni che ho iniziato anche a studiare, la parola epigenetica. E ho detto, quindi è vero, non è che io ho scoperto qualcosa, no, io ho iniziato ad ascoltarmi, a mettermi in gioco. E quindi sono andata ad applicare quello che i scienziati già dagli anni 40-50 hanno scoperto. Quindi il DNA è una base. Oggi si sa che può influenzare fino a 10% massimo. L'epigenetica perché? Ok, facciamo un'immagine. Immaginiamo che sulla sinistra abbiamo il DNA, sulla destra abbiamo l'epigenetica. In mezzo c'è una modulazione, cioè la metilazione del DNA, modifiche degli estoni, RNA non codificato. Queste cose, perché parlo parole povere per farmi capire,
e sono in grado di attivare e disattivare i nostri geni. Una volta capito questo, per esempio anche vari patologie che noi viviamo oggi, come lo spettro autistico, non è totalmente genetico e la scienza lo sa molto bene, è epigenetico o il codice nuovo. Nuovo cosa vuol dire? È il gene nuovo, vuol dire che non è genetico, io ho uno stile di vita equilibrato, quindi un'epigenetica perfetto, quasi perché non esiste la perfezione, però nascono nuovi geni, quindi questo può influenzare. Quindi tante patologie che noi purtroppo oggi viviamo nella società moderna possono essere prevenute, quindi si può applicare la prevenzione. È la presunzione di sapere il tutto, una parte, diciamo. No, non sappiamo. Ecco, noi proprio non sappiamo nulla. Nulla. Come giustamente hai detto, noi conosciamo una parte del DNA che è conosciuta, che è facciamo conto il 10%, il 90% viene chiamata materia che non serve a nulla, invece in quella materia lì ci sono proprio tutti questi geni che a sua volta vengono influenzati da tantissime cose, come giustamente ha detto, dal piano emozionale, l'ambiente, le frequenze, l'esposoma, stessa. Cioè le tossine, i campi elettromagnetici, le sostanze chimiche, idrocarburi, tutti questi che in un nome esposoma influenzano e attivano o disattivano i nostri geni. Quindi rimango in salute o vado sulla traiettoria che mi ammalo. Un esempio molto bello che mi piace questo, se posso, caso di Tiziano, perché io penso che attraverso gli esempi le persone possono capire l'importanza proprio di questo argomento di oggi, epigenetica, prevenzione. Tiziano è venuto da me, aveva 59 anni e voleva solo dimagrire, convinto che la pressione arteriosa e vari disturbi, quindi l'anasi in disequilibrio andava verso il diabete, era genetico. Io ho abbracciato il suo desiderio per dimagrire, io ho applicato diciamo un percorso personalizzato di fitoterapia, quindi sostanze naturali, quindi principi attivi naturali creati diciamo non in laboratorio, per chi non conosce la differenza tra fitoterapia e i fiori comunque esatto. Fitoterapici, giusto? Fitoterapici sono un insieme di piante, ok? Quindi principi attivi naturali. Ecco. Non di sintesi, diciamo. Esatto, corretto. E consigli, l'ho cambiato, consigli nutrizionali, nutrizione applicata, che fa parte del ramo della naturopatia, allenamento funzionale, soffriva anche di epilepsie. Quindi gestione emotiva. Lui in 5 mesi, diciamo, gli anasili sono rientrati, ha perso 22 kg, la pressione arteriosa è rientrata, quindi non era più genetico. Lui è rimasto e mi ha detto, come? Era andato dal suo medico perché non stava bene e io gli ho detto, guarda, vai a misurarti di nuovo, vai a consultare il tuo specialista, il tuo medico di base e vedi cosa ti dice. A un certo punto il medico di base le ha detto, guarda, io non ho mai visto qualcosa di genere, fargli complimenti alla tua naturopata. Quindi cosa abbiamo fatto qua? Epigenetica, correzione dell'alimentazione, stile di vita, attività fisica, ascolto, gestione emotiva. Non abbiamo fatto miracoli, ho provato di avvicinarlo a se stesso. Pensa che non si guardava nemmeno nello specchio da anni. Ed è stato bello quando lui mi ha detto che adesso mi guardo nello specchio. È bello, è bello. Perché in effetti è brutto non riuscire a guardarsi nello specchio, perché quando ti guardi allo specchio è il tuo io che ti guardi dentro di te, quindi quello è basilare. La vita ci porta a volte esperienze di vita, problemi a lavoro, in generale, ci porta a chiuderci in noi stessi ed è qui dove arriva l'ansia. Anche questo, soffriva a volte di crisi di ansia. Lui da quel momento non ha più soffrito di nulla. Dopo abbiamo fatto mantenimento, perché io lavoro sia nella prevenzione ma anche nel mantenimento, e dopo vediamo con Guglielmo casi clinici. Nel mantenimento, quello che abbiamo appreso con lui, quello che abbiamo fatto assieme, abbiamo consolidato e abbiamo creato per lui su misura uno stile di vita che è adatto alle sue esigenze.
Lui da 3 anni ormai non ha ripreso mai il peso, ha trovato il suo equilibrio nel mondo ed è sereno. Ecco, per me questa è una gioia, È è un la mia traguardo non soddisfazione. indifferente, ci mancherebbe altro, anzi tutt'altro. Devo aggiungere una cosa. Io dico la medicina classica, diciamo i medici di base, per forza di cose loro devono sottostare ai protocolli che sono scritti, perché altrimenti se Sì. escono da quei protocolli rischiano in prima persona tantissime cose, ordini di medici e quant'altro, tutto quello che c'è. Però il messaggio che stai trasmettendo effettivamente è quello che ognuno di noi ha la possibilità, se vuole, di prendere in mano le redini della propria vita. Esatto. Perché noi abbiamo delegato con la salute, con la politica, con l'educazione, cioè con la scuola, stiamo delegando in qualsiasi campo. Esatto. Presumo che sia ora che prendiamo in mano le redini. Va da sé che determinate cose tante persone non le possono sapere. No. Quindi o si documentano, come hai fatto tu, Sì. perché hai avuto una presa di consapevolezza e di conseguenza hai fatto un certo percorso, oppure per forza di cose bisogna appoggiarsi a qualche persona che devi entrare anche a livello empatico con quella persona, Sì. perché se non hai quel collegamento difficilmente si potrà fare qualcosa. Sì, perché devi metterti nei suoi panni. Mm. Una visita da me dura circa 1 ora e mezza, 2, e il mio lavoro non è finito lì, perché io apprendo proprio un esempio, io faccio sempre esempi perché io penso che si capisce meglio. Beatrice, una mamma di 40 anni con sclerodermia. Nel suo caso applico diciamo, un livello di prevenzione e caso clinico. Lei è venuta anche lei per dimagrire e aveva bisogno di aiuto, che era sempre stanca. Allora, le ho fatto il test dei fattori epigenetici, quindi dell'analisi del bulbo, per capire all'interno, a livello cellulare, come sta. Ho appreso quello che aveva lei dal proprio specialista, quindi la diagnosi di sclerodermia, il suo stile di vita, una valutazione di naturopatia, e ho creato un percorso che si chiama Holistica Longevity, dove dalle rigidità, questa è bellissima veramente, dalla rigidità, perché sclerodermia cosa fa? Va a prendere gli organi viscerali, quindi rigidità del mento, del viso, mani, quindi non poteva nemmeno chiudere le mani bene, e rigidità delle ginocchia. Allora, io ho detto sempre, c'è bisogno di tempo per riportare il corpo nel suo omeostasi, nel suo fisiologico, diciamo, equilibrio. E dopo circa 4-5 mesi lei inizia, un giorno mi ha detto di lunedì e giovedì faccio le giornate di allenamento, era lunedì mi ricordo, e lei mi ha detto: Jenny, devo dirti una cosa. Dico: cosa? Poi è stato che è successo qualcosa. E lei mi dice: sono riuscita a mandare un bacio a mio figlio dopo tanti anni. Ho detto: come mandare un bacio a tuo figlio? Perché appunto la malattia la condizionava. E dopo le mani sono iniziati a chiudere meglio, e le ginocchia, lei riesce adesso a stare sulle ginocchia. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto allenamento funzionale, quindi abbiamo rieducato il corpo, ho lavorato sulla infiammazione sistemica, quindi il suo corpo era rigido, abbiamo lavorato su quello come con nutraceutica, alimentazione corretta, equilibrata, fitoterapia e fotobiomodulazione, che ci ha aiutato a avere questi risultati in 4-5 mesi. La cosa positiva che mi è piaciuto molto, e io arrivo a questa conclusione: è andata dal suo medico a Milano o a Roma, non mi ricordo, suo specialista reumatologo, e il reumatologo le ha detto: stai migliorando. Buono. È venuta indietro a casa e io la seguo nei allenamenti, continuiamo assieme il percorso. Quindi nella mia testa io dico: le scienze olistiche, la naturopatia può essere integrata, la gestione emotiva può essere integrata in un percorso medico. Quindi secondo me la medicina del futuro, come io la vedo, quindi partiamo un po', facciamo un passo indietro. La medicina antica è la medicina, diciamo, che è naturale, prima di 600. Quella si conosceva. Grazie alla scienza ci dà dei strumenti a capire le cose, è meraviglioso. Ma c'è stato dopo anni, diciamo, fine 800, inizio 900, con industrializzazione e tutto quanto, un
un riguardo verso l'uomo organo, quindi cuore, derma, psiche, però si è dimenticato dell'insieme psicosomatico. Cosa vuol dire? Cioè, lo stiamo utilizzando oggi. Allora, per me io penso che sarebbe bello, sarebbe importante per le generazioni future un ascolto dell'essere, ritornare a guardare la persona nella sua interezza e diciamo abbracciare la scienza che ci dà degli strumenti, ci sono degli strumenti che possiamo avere delle conoscenze, però intervenire in modo quando possibile, perché ricordiamo che la medicina è essenziale quando è di urgenza, ci salva vita, quello non salva ci, vita. non ci prove. Esatto, però dove possiamo prevenire è alla base di tutto. Ecco. Volevo solo aggiungere una cosa. Sì. I romani cos'è che dicevano sovente? Dividi per imparare. Allora la portiamo qui sulla medicina. Per quale motivo ci sono lo specialista che so del cuore, del ginocchio destro, del ginocchio sinistro, una miriade di specialisti, però alla fin fine ognuno prende solamente un piccolo pezzettino e tralascia l'insieme. È quello che invece e poi a riguardo appunto all'inizio del Novecento, fine Sì. 800, prima del Novecento, c'erano dei validissimi dottori che sono stati silenziati quasi tutti. Purtroppo. Oserei dire. E ha preso in mano, diciamo, la linea del petrolio, per dire, perché con quella automaticamente sono nate, con le grandi famiglie, Rockefeller, Rothschild, per dire, nominando i due che ormai sono sulla bocca di tutti, ma che ce ne sono anche altri sotto con loro che facevano, diciamo, la tavola rotonda anche loro, e di conseguenza, e hanno portato avanti il messaggio che noi, essendo macchine, solo una macchina, possiamo eliminare con determinati prodotti chimici le varie problematiche, però non eliminiamo, diciamo, l'origine, le cause, tralasciando la parte che noi non siamo solamente materia, ma abbiamo anche la parte animica, abbiamo appunto le emozioni, abbiamo tante cose che noi non sappiamo in quel famoso, diciamo, 90% che c'è all'interno del nostro DNA. Quindi ecco. Sì, esatto, è proprio questo. C'è un tema oggi: si vive a lungo, fermi, ma come vivo a lungo? Come prendi tu una persona di 80 anni, si arriva, perché ormai abbiamo dei casi che la longevità dopo quello che è successo nei 2020, lasciamo perdere, ritornando, si vive a lungo, ma io devo dipendere a qualcosa, non sono felice, non sono gioioso, ho 80 anni e vado in depressione. Vedo, per esempio, seguo delle persone anche di una certa età e in loro manca una cosa, c'è diciamo una solitudine, no? Io penso che questa solitudine, se noi figli, perché sono giovane, ok, andiamo a guardare verso di loro non più come ormai non ho più bisogno, ma come un tesoro, perché loro sono un'essenza importante per i nostri figli, sono un'educazione. Ecco, faccio un passo indietro quando ho parlato di 1000 giorni di vita, che oggi la scienza ne parla molto. Cosa vuol dire? Dal concepimento, dal momento del concepimento fino a 2-3 anni, c'è una programmazione epigenetica verso il futuro, quindi la salute del tuo figlio dipende da questa programmazione. Io vorrei fare un passo indietro, già dai antica Roma, ok? Si parlava di primi 7 anni, no? E ancora prima del concepimento, la scelta del partner è importante, perché è epigenetica, quindi la relazione che io ho con il padre, le emozioni che io vivo, io faccio nascere, in psicologia lo chiamano stile di attaccamento, un figlio sicuro o un sicuro ambivalente. Cosa vuol dire? Un figlio che è in grado di prendere le proprie decisioni in base alla sua età, essere indipendente, sicuro di se stesso, o un bambino ambivalente. Insicuro ambivalente vuol dire ansioso, dove insicuro prova di chiudersi in se stesso. Ecco, io direi che è molto importante di andare un po' prima del concepimento e capire le interferenze cellulari, i campi elettromagnetici, ragazzi.
Cioè non ci rendiamo conto il danno che creiamo alle nostre cellule, al danno che creiamo ai nostri figli, e dopo ci domandiamo perché ci sono così tanti patologie. In effetti io sto riscontrando, a prescindere che adesso si stanno muovendo, perché sia l'Australia e poi mi sembra felice. anche i paesi del nord Europa Sì. stanno mettendo delle limitazioni, poi mi sembra che anche qui in Italia adesso Sì. a scuola è vietato l'utilizzo, si auspica insomma che arrivino a capire. Come hai detto giustamente, ci vuole tempo per determinate cose. Esatto, quindi... ma sai perché nei bambini, ed è molto importante, perché loro, la parte diciamo frontale, sono ancora in sviluppo, e queste radiazioni, queste interferenze blocca certi recettori che si possono sviluppare normalmente, ok? Per esempio nei adulti, se io utilizzo troppo i dispositivi, per esempio se lavoro troppo al computer senza pause, sto davanti a un schermo per troppe ore, poco che mi domando dopo perché ho insonnia, ho la nausea, ho mal di testa, comporta questo, e sono studi scientifici, non è una cosa che io o te oggi abbiamo scoperto, no. Il punto secondo me c'è la carenza di conoscenza, di informazione, può darsi, non lo so. Pensar male ci si azzecca. È peccato, dicono, però ci si indovina il 99. Sì, il gobbetto, il grande Anderotti, per modo di dire, nel senso, sì, cioè, è stato un politico italiano, e volevo dire, effettivamente tutto ciò serve a chi detiene, diciamo, in mano le redini dell'economia, perché ormai sanno che noi siamo dei polli da batteria, pecore, usiamo qualsiasi aggettivo, però sta di fatto che noi, siamo se vogliamo, responsabili della ecco, nostra salute e del nostro benessere, perché io penso che a casa nostra, se abbiamo la consapevolezza e sappiamo, abbiamo queste informazioni dove l'epigenetica è in grado di attivare e disattivare i geni nostri e delle generazioni future, dei nostri figli, allora facciamo un passo indietro e costruiamo un rapporto sano e equilibrato. Non pensare solo, lo so che è importante il lato economico, appunto in epigenetica lo stress economico, e non solo, è relazionale, è in grado di modificare attraverso la metilazione del DNA lo stato, quindi creare, come lo chiamiamo, psicosomatico, la fibromialgia. Ecco, così le persone si possono anche riconoscere, chi si riconosce. Stanchezza cronica, brain fog. Questo è dallo stress e si può intervenire su questo. Non è diciamo, un qualcosa che devo correre prima subito sui medicinali. No, correggiamo l'alimentazione, microbiota, asse intestino-cervello. Non è una novità. In anni 90 Michael Gerson aveva, diciamo, dato il nome a intestino-cervello. Ma perché? Perché il nostro secondo cervello enterico, è considerato come una rete neuronale. Sì, quella sì. Esatto, grazie. Ecco, pensa che il 90% della serotonina si forma nell'intestino. Allora, dobbiamo trasmette dell'informazione al nostro cervello e viceversa. Allora, se noi sappiamo, diciamo noi, parlo dei professionisti nel mondo del benessere, ok? E della salute, portiamoli nelle nostre vite e portarli, diciamo, trasferirli dai laboratori nelle giornate, nei incontri con i nostri clienti, pazienti, amici, con chi volete, non importa. Però c'è una possibilità di portare questo corpo in un stato omeostatico sereno. C'è la possibilità, ma tutto dipende se ho l'informazione, se ho anche le capacità, la resilienza. Ma la resilienza quando lo formo? Ritorno di nuovo al stile di attaccamento, quando il bambino appena nato, la relazione che ha con i genitori. Ma se il bambino appena nato lo mandiamo a nido, e a nido, ecco, ho un progetto che... Ci sono nido e nido, effettivamente. Non entro nel specifico perché io, per esempio, avendo queste conoscenze nell'ambito della mediazione familiare, per esempio, nella mindfulness, psicologia positiva e come naturopata, e yoga educativo presso l'Università di Padova,
ho pensato, ma ok, perché non i professionisti creare un progetto? Benessere relazionale, per esempio, uno dei miei progetti, aiutare sia i genitori che poco che io vado dall'insegnante e provare di fare progetti per i bambini quando a casa c'è un'aria un po' di stress, un po' di disequilibrio, perché giustamente lavoro, pensieri, Sì, debiti, c'è i due genitori che lavorano e di conseguenza esatto, per forza di certo. cose... Però dobbiamo fare un passo indietro se io voglio un figlio in futuro che sarà sereno, perché la sua serenità dipende da noi genitori, da me e mio marito, mio partner. E se sappiamo questa cosa, quindi diciamo, un progetto che sia mirato verso i genitori, verso gli educatori, perché gli educatori non hanno programmi di aggiornamento una volta che sono specializzati, sono nel loro campo, ma non nella relazione con bambino e genitore, perché poco che dopo aiuto il genitore e non aiuto l'educatore, e dopo aiutiamo anche i bambini. Io penso che quando si uniscono questi trio si può creare una società futura più o meno migliore, speriamo, Quello perché alla sicuramente. fine viviamo lì. Io lo auspico di cuore perché Io lo effettivamente spero. io ricordo, per dire, chi era Olivetti e un altro che avevano all'interno delle loro aziende pensato appunto per le mamme che non potevano avere l'asilo per i bambini, quindi erano a contatto, si può dire, quasi Sì. diretto con i genitori, perché bene o male presumo che un bambino soffra nel momento che lo metti all'asilo l'abbandono, i Ma primi perché momenti. questo? Ecco, questo si chiama lo stile di attaccamento evitante. Lui evita, si chiude in se stesso e non si apre alle emozioni. Ma perché? Perché lui, quando la mamma e papà arriva a casa, voglio sapere quanti genitori hanno il tempo, la voglia o lo fanno, si impongono, dire ok, sono consapevole che mio figlio è stato, mia figlia, tot ore al nido, all'asilo, a scuola, adesso dedico un po' di tempo di qualità. Quanta energia hai per dare lì di qualità? Ecco, quando non succede questo legame, si crea col bambino che non vuole andare a scuola. Quindi se ho un bambino che non vuole andare a scuola, devo domandarmi, ok, che relazione ho io con il suo papà, sua mamma? Come mi relaziono con i nonni? I nonni sono un punto di riferimento, sono molto importanti a livello emotivo per i ragazzi, perché dà l'immagine di quella famiglia completa, no? Le storie delle nonne, dei nonni. I nonni in effetti per i nipotini è un riferimento non indifferente questo. Io sono fortunata per mia figlia che avere almeno i nonni del mio marito, perché i miei purtroppo no. Ecco. Comunque l'importanza, sì, di questa epigenetica, perché c'è poco da Della fare. scienza di epigenetica e secondo me genetica epigenetica devono sposarsi, diciamo marito e moglie, non importa la funzione. Il punto è che è in grado a modulare l'epigenetica, se attivo certi geni o non attivo certi geni. E oggi sappiamo che c'è io ho fatto una mappatura, diciamo. Invece di 1000 giorni di vita ho messo 2000, almeno possiamo concentrarci sui 2000 giorni di vita per programmare il benessere dei nostri figli. Dopo c'è la dieta, perché la dieta, anche qua, c'è una differenza tra alimentarsi questo e è poco ma nutrirsi. sicuro. C'è una grande differenza. E dopo c'è il microbiota, si parla poco, ma quando un microbiota è in disequilibrio, inizia a essere irritabile, inizia a non dormire bene di notte, inizia a avere stitichezza, si dimenticano anche, ho clienti che mi dicono: Jenny, sinceramente, finché sono arrivata da te, neanche non mi pensavo che devo andare in bagno. E andare in bagno, lo so che può sembrare una parola, Sì, fare diciamo, ci le sono feci, anche quelli che devono andare di corsa, quindi... però andare a fare delle feci giuste vuol dire rispecchia la salute del tuo intestino. Sì. Avere delle urine giuste può dirci il nostro pH, l'acidità. Quindi è più, va bene, gli organi che sono collegati. È molto importante. Dopo c'è la sfera che abbiamo già affrontato dello stress, che è in grado di modificare la metilazione del DNA, lato economico, attività fisica. Cioè, quando faccio attività fisica,
vado a camminare, faccio attività fisica. No, camminare è rilassamento, faccio una passeggiata, libero la mente, è una cosa. Attività fisica, che io la chiamo più, miro su un'attività fisica, allenamento funzionale. Perché funzionale? Dopo una certa età, diciamo dopo i 30 anni, dobbiamo pensare un po', anche prima, perché ci tengo molto sui atleti che a volte io seguo, che fanno varie attività, e le loro articolazioni. Cioè non puoi andare nel campo senza riscaldarmi bene il corpo. O quando faccio attività, ritorno al movimento, diciamo, funzionale, chi ci ascolta oggi, portare con sé oggi, è proprio questo punto. Il cuore ha bisogno di essere stimolato. Non puoi stare sul divano e guardare la TV e ti aspetti che il tuo corpo è in grado di avere la mobilità, la resistenza, la Fortuna forza. che mia moglie non sta ascoltando. Scusa. No, ci mancherebbe No, altro. ci tengo molto perché io non posso parlare di benessere, non posso parlare di prevenzione quando il corpo non è preso in considerazione. Il fisico, mente, la psiche e lo spirito, il cuore, l'amore Sono alla base di tutto. sono la base. Quindi in effetti c'è da dire, il prendere in mano la situazione della nostra vita non è semplice. no. Perché ci vuole una certa forza, Sì. bisogna essere anche motivati soprattutto, se non Esatto. trovi una motivazione difficilmente. Si chiede aiuto. Sì, ed è quello lì che subentra l'aiuto effettivamente, perché poi alla fine diciamo economico, che sia la medicina tradizionale o che sia un'altra medicina, un'altra forma, i soldi devono sempre uscire da una parte o dall'altra, perché ora come ora vediamo benissimo come sta andando la sanità pubblica. Quindi è da mettersi le mani nei capelli in primis e avere la fortuna di trovare la persona giusta in quel momento che ti sappia perlomeno dire sì, come è stato quel medico che ha detto brava la tua naturopata, perché difficilmente magari un medico di base solitamente cerca un po' di tenere, portare l'acqua al proprio mulino, quello va da sé. Sì. Però il fatto è che se noi non prendiamo in mano la nostra situazione, cos'è che cioè bisogna trovare uno stimolo per riuscire a far diciamo scattare. Allora le cose sono due: o ci si arriva per la sofferenza, perché arrivi a un certo punto che sei talmente preso che non sai più dove andare e via di seguito, e la tua anima, io credo appunto che la nostra anima ci possa guidare in tante cose, ci possa aiutare, e a volte noi non la ascoltiamo e andiamo avanti così. Però se l'ascolti, che è lì che bussa ogni tanto, ti dice guarda questo, guarda quello, guarda quell'altro. Se non ce la fai da solo, per forza di cose devi appoggiarti appunto a delle figure che ti sanno indirizzare, perché a volte bastano poche cose, perché una passeggiata, un cambiare diciamo atteggiamento nel pensiero. Assolutamente, diciamo svegliarsi ogni mattina e guardarsi nello specchio, se hai il coraggio. Se non hai il coraggio, va bene anche dire a se stesso, trovare almeno una cosa positiva. Ecco, nel mio percorso di armonia vagale, perché lavoro molto sulla psicologia positiva e sullo yoga terapeutico, ecco, trovare ogni giorno almeno una cosa positiva, scriverlo sul giornale, sul tuo diario, e rifletti. Prova di pensare a una cosa positiva che tu hai fatto in quel giorno, o qualcuno ha fatto qualcosa di positivo verso di te. Perché? Perché attivando il pensiero positivo viene anche prima o poi quella motivazione, perché inizi a dire ok, anch'io conto, ci sono anch'io. Il problema secondo me è sempre stato così, quello che quando hai iniziato è sempre stato così, va bene, andiamo avanti. No. Noi sappiamo, come epigenetica ci insegna, siamo responsabili di certe scelte, siamo responsabili se non è genetico, quindi se non è una patologia irreversibile, ma posso intervenire per migliorare lo stato, ma attraverso le mie scelte, con gentilezza, senza giudizio. Perché? Se io non sono gentile verso me stesso, verso me stessa, come può essere qualcun altro che nemmeno non mi conosce? Quindi ecco perché è importante self-love, quindi volersi bene, amarsi,
partire prima da me invece di andare a trovare l'amore fuori, all'esterno, verso un oggetto, verso la fame nervosa, per esempio, verso un panino, verso quella brioche. No, fermiamoci e dire, ok, perché ho bisogno? Esattamente, che cosa mi fa andare lì? Cosa mi manca dentro di me? Sì, sono tutti schemi mentali effettivamente Esatto. che bisogna appunto o frenare o potare, che è quello lì. Però nascono appunto giustamente perché ci sono dei disequilibri, perché altrimenti non ci sarebbero se fossimo. E bene o male a volte vengono anche innescati, diciamo, da determinati programmi televisivi. Oh, allora, quindi partiamo, quindi abbiamo i genitori che giustamente io dico sempre, il genitore a modo suo ti insegna quello che lui sa meglio, ok? Non è detto che è giusto o sbagliato, ok? Lui ti dà la base. Vai nel mondo, quindi gli istituti hanno una grossa responsabilità. Chi lavora all'interno degli istituti, loro devono sapere che educare vuol dire tiro fuori il meglio di quel bambino, di quel essere. E non insegnare, che vuol dire dare il segno. Ecco, rimango qua. E dopo ci sono questi dispositivi, ci sono i programmi, come dicevi prima, ci sono incontri che sono solo per nascondere un dolore, in realtà non risolve il problema. Finché io non inizio a spogliare da tutte queste scuse e immagine esterna, non farò mai pace con me stesso o con me stessa. Rimanerò sempre in questo modo e andrò sempre alla ricerca di, ok, mi prendo il vestito più bello, vado a fare shopping impulsivo, come si chiama, l'uomo va a prendersi la macchina perché dà l'immagine più bella. No, si va a lavorare dentro, perché tu anche quando avrai la macchina più bella o il vestito più bello, non sarai felice. E voglio sentire, se qualche donna o qualche uomo mi ascolta, di ascoltarsi dentro, guardarsi dentro e rispondere a se stessi. Hai la felicità, casomai, in quel piccolo frangente, piccolissimo nel momento ipotesi, che so, c'è qualcosa che ti piace, sì, la prendi, poi sai, perché sai... Ma tu sai, dentro di te la risposta ce l'hai. C'è l'anima, quindi sì. Sai che non puoi, dice, per oggi, solo per oggi dai. Invece è lì, è lì che perché... bussa che ti fa capire tantissime esatto, cose. Certo. Allora, c'è un'altra asse che non ti ho detto, ok, non ho detto. C'è l'asse, allora, c'è cervello, cuore, intestino, ci sono cervello e viceversa. Un esempio, sai che parlo con esempi. Arriva in studio un signore sui 44-45 anni, impiegato, e mi ha detto che ha fatto un infarto. Ma prima di fare un infarto è andato circa 2-3 volte in ospedale con dei segnali. Lo lascio parlare, dopo che ha finito gli faccio una domanda e gli chiedo: mi scusi, ma prima dell'infarto la sua vita personale, o perché io non sapevo che era un impiegato, la sua vita, diciamo, anche professionale, è successo qualcosa? Cioè qualcosa che lui ci teneva, perché parliamo della sfera del cuore, amore, emozioni forti. Lui mi guarda e mi dice: ma mi scusi, ma lei è l'unica persona che mi ha mai fatto una domanda di genere. Ok, ho perso la fidanzata e la casa e sono ritornato a vivere con la mamma. Allora, scusa Luciano, ma a 44-45 anni vuoi dire che non ritornare a vivere con la mamma, dove tu hai messo, diciamo, una speranza in quel rapporto, è andato male, ok? Quindi io ho pensato in quel momento, se a volte noi troviamo una persona che ci ascolta e ci aiuta a capire dove è il problema, per esempio lui aveva un problema emotivo, si poteva evitare? Si guardava un po' anche il suo stile di vita. Per esempio in Italia non è tanto usato questa figura di mediatore familiare. In Inghilterra, in Irlanda, da dove mi sono formata io e cresciuta, la figura di mediatore familiare è proprio quella che ti aiuta prima dello psicologo, aiuta le relazioni familiari, genitori, parenti, figli, a ritrovare una
comunicazione, perché è giusto, ci sono fasi nella vita di una persona quando ci troviamo un po' in conflitto, è fisiologico, ma a sono volte caratteriali, giustamente. a volte siamo così presi dalle cose, non vediamo dove è il punto. Andare da una professionista, da una persona, un terzo imparziale che ci aiuta a mettere il puzzle minimo, cioè andare da un mediatore familiare non puoi andare più di massimo 12 incontri, perché non è lì per risolvere i tuoi problemi, è un terzo imparziale che ti aiuta a ritrovare, diciamo, la comunicazione, ecco. E io dico, se qualcuno aiutava questa coppia, che succede nel mio studio, che mi vengono delle coppie, una persona, ecco, esempio, arriva, voleva proprio lasciare il fidanzato, tutto, e andarsene via, era stufa. Dopo la nostra chiacchierata, ho detto, guarda, io ti propongo, per me, lei è venuta per altre cose, io le ho proposto un altro percorso. Ho detto, guarda, per me un percorso di mediazione familiare è più consigliato in questo momento per te. Iniziamo dopo 3 sedute, ultima volta che l'ho vista, mercoledì scorso, vieni, la vedo, ero con un'altra cliente, era felicissima. Ho detto, non vedo l'ora di vedere cosa è successo. Quando abbiamo iniziato la seduta, l'ho vista un'altra donna. Cosa ho fatto con lei? L'ho solo aiutata a capire, perché siamo tutti diversi. Una volta che io capisco il tuo background e tu capisci il mio background, possiamo parlare lo stesso linguaggio. Io posso capire perché tu ti comporti in un certo modo e tu puoi capire perché io sono in questo modo. E trovare un linguaggio giusto per noi due, perché è un peccato rompere una relazione dei sentimenti, perché si amano comunque, solo perché è una mancanza di comunicazione. E costruire odio e rabbia non è un peccato. Cavolo, sai, Cioè, mi associo pienamente a un discorso del genere. Effettivamente è quello che mancano queste figure, e la sanità pubblica non ti dà queste, ti dà il psicologo, ti dà il psicoterapeuta. Ti va bene? Può andare bene, Ma sì, dipende. ma è istituzionale, e quindi di conseguenza lui viaggia con certi protocolli. Sì, È lì la non siamo differenza. protocolli. Ecco, è quello il discorso che deve tenere in considerazione. Certo, deve tenere in considerazione il tutto, non solamente la figura, perché anche lì sia psichiatri e psicologi, a prescindere che avevo letto un articolo che guardarsi dai psichiatri, va bene, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, nel senso che loro, giocando col cervello, alcuni, non tutti, ci sono persone valide, serie, per carità, esatto, ma ci sono tante persone che sanno che loro possono utilizzare delle molecole chimiche e non si sa che danni possono combinare queste molecole all'interno del nostro cervello. Ne so qualcosa. Ecco, ci sono dei casi dove purtroppo non entro in questo caso perché sto lavorando adesso, e dove vengono messi dei dati dei medicinali, e io ho fatto una semplice cosa, sono andata alla base, partiamo con dei semplici analisi del sangue, tutto sballato. Allora, ha un herpes, carenza di zinco, manganese, ha dolori articolari, magnesio anche lì, e ci sono tanti altri, diciamo, micro nutrienti come vitamine omega. E ho detto carenza, c'era carenza proprio in queste analisi, e io dico, scusate un po', ma come può allora io dico sempre, non giudichiamo, ogni professionista si prende le sue responsabilità. Ma come puoi dormire bene di notte quando non riesci a fare, cioè consigliare delle analisi basi, e da lì puoi partire a tutto ciò che vuoi? Ma se c'era la carenza di felinanina, ma se io non ho la felinanina, come si lega il ferro? Ovvio che ho la stanchezza, povera donna. Vado a dargli se non arriva psicofarmaci, certo. Ma li do psicofarmaci? Perché sicuramente viaggiano coi protocolli. Esatto. Ed è quello, non possono uscire da certi schemi. Esatto. Se la persona, abbiamo 2 minuti, poi ci parte la pubblicità, se la persona, diciamo, non cura il proprio essere, che non è solo il corpo, abbiamo detto, ma ci sono tante cose. Non deleghiamo solo. Ecco, e non deleghiamo soprattutto.
riprendiamo in mano queste redini famose delle nostre emozioni, del nostro corpo, dell'alimentazione, il muoversi e quant'altro. Esatto, e abbiamo Guglielmo dopo, che lui è un caso complesso, per esempio, e non vedo l'ora. Che poi mi chiedono appunto dove operi, il numero di telefono e via di seguito, Sì. E poi verso la fine aggiorneremo un po' meglio, quindi di conseguenza abbiamo un minutino, sì. E poi c'è anche un attimo, Elisa, col piccolo cuore flusso, da cosa può dipendere? Poi casomai sentiremo anche questa. Allora, Ok. 51 secondi e poi, come dicevo, ci parte la pubblicità. E allora nel frattempo lascio un attimino un po' di... Lascia tutto, seguiti, segui la tua libertà. Lascia tutto, seguiti, segui la tua libertà. Siamo destini, buoni o cattivi, prendi la tua libertà. Rondera, se verrà la guerra, Marcondi ronda. Sul mare, sulla terra, Marcondi rondera. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà? Ci salverà il soldato che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondi rondera. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà il buon Dio, Marcondi rondera. Ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato e chissà quando ritornerà. L'aeroplano vola, Marcondi rondera. L'aeroplano vola, Marcondi ronda. Se getterà la bomba, Marcondi rondera. Se getterà la bomba, chi ci salverà? Si salva l'aviatore che non lo farà. Si salva l'aviatore che la bomba non getterà. La bomba è già caduta, Marcondi rondero. La bomba è già caduta, chi la prenderà? La prenderanno tutti, Marcondi rondera. È meglio siamo tutti, Marcondi ronda. Siam grandi o siam piccini, li distruggerà. Siam furbi o siam cretini, li fulminerà. Sono troppe mucche, Marcondi rondera. Ci sono troppe mucche, chi le riempirà? Non potremo più giocare a Marcondi rondera. Non potremo più giocare a Marcondi ronda. E voi a divertirvi andate un po' più. Eccoci ritornati in diretta dopo questo spazio pubblicitario e un po' di musichina qui del nostro Luca Bassanese. Allora, carissima Jenny, allora cosa sentiamo? Anche Guglielmo cosa ha da dirci così? Io più che da dire... Ti devi avvicinare al microfono. Vivo nella scia di ciò che dice Jenny, perché ci siamo conosciuti proprio per... diciamo, abbiamo ricordi comuni di determinate, chiamiamole, soluzioni che abbiamo ricercato. Beh, tu sei già stato anche qui in radio, quindi di conseguenza... Sì, io sono venuto la prima volta qui in radio, a parte al gas, che vengo spesso e volentieri, Ecco, ma sono venuto la prima volta dove ho conosciuto Rosanna, che c'era una serata dedicata al diossido di cloro. Sì, il CDS. Eravamo qui, il CDS. E da lì poi è partita questa mia, chiamiamola, voglia di capire, conoscere ed sperimentare. Ti devi avvicinare al microfono perché altrimenti sino ai livelli tuoi, ecco. Sì, io ho una voce abbastanza potente. No, ma io vedo il livello che non sale, quindi... Comunque mi ricollego a Jenny, Che sei con la venuto quale nel... ho fatto un percorso che è nato dopo una mia problematica di salute. E da lì poi sono cominciate... E qual era la problematica? La problematica è che ho avuto, Purtroppo, senza volerlo indubbiamente, ho avuto un'ischemia cerebrale abbastanza seria che mi ha proprio, diciamo, tolto di mezzo per un periodo,
E poi da lì è nata, diciamo, la volontà mia, in particolare, di rinascere, ma di capire perché ho subito questo e da lì cominciare a fare un percorso per rimettermi di nuovo in gioco, perché io, diciamo, la vita la rispetto a 360 gradi e ringrazio sempre chi me l'ha donata. Ecco, certe volte in questo mondo purtroppo basato solo ed esclusivamente su fatti, chiamiamoli così, irrilevanti a mio modo di vedere, perché non possiamo basare la nostra vita esclusivamente sul denaro. Ti ricordi, Ecco, Guglielmo? dobbiamo cominciare ad avere invece dei principi di amore verso gli altri, oltre che verso se stessi. Dopodiché trovare tutte le vie che ci consentano di far crescere la nostra coscienza. Perché noi, come hai detto tu prima, non siamo fatti solo di carne e ossa, siamo fatti di spirito e anima. E l'anima ha tante vite da raccontare a noi, Credo proprio se vogliamo di sì. chiedergli. Io E il aggiungo- nostro spirito è lì che serve invece per elevarci. Ecco, dobbiamo trovare il modo di arrivare anche a quello, ma cercando di capire. Per capire bisogna studiare. Certo, è fatica studiare, però una volta che hai acquisito la conoscenza, diventi padrone vero di te stesso, perché la conoscenza ti permette di discernere e scegliere. Questo è il discorso. Ecco le deleghe che prima tu richiamavi, abbiamo delegato il politico per farci fare una bella vita, il medico per tenerci in salute, il parroco per la nostra anima, ma noi di nostro cosa stiamo facendo? E la scuola soprattutto, perché la scuola sta formando ecco, ragazzi poveri. Esatto, ma vedi, ma io Ma il collegamento anche con i genitori, ecco perché il rapporto, quello che Sono dicevo la base. prima, c'è il rapporto tra genitori, istituto e bambino, l'obiettivo di essere il bambino. Una volta, per i miei ricordi, c'era il rispetto del corpo insegnante. Adesso viene deriso. Una volta chi si permetteva una volta di deridere l'insegnante alla cattedra? Chi si permetteva una volta di dire ai genitori la maestra ha fatto questo, ha fatto quello e poi il giorno dopo litiga? Non succedeva. Non succedeva, anzi io succedeva ricordo i l'esatto genitori contrario. dicevano ai vari maestri se le merita gliele dia, che dopo gliene do il resto a casa. Per dire, quindi questo era quello che girava allora. D'altronde il grande Gaber ha lanciato una canzone che ogni tanto che la nostra generazione ha perso, però fra virgolette ha perso, sì è vero, è un periodo un po' buio questo Esatto, qui. Però, difficile, sì, però difficile. se iniziamo a avere consapevolezza, Guarda, unire le forze. Io e venirci ringrazio il incontro. Signore che ho avuto una famiglia. Mia madre era ostetrica comunale, per cui all'epoca, come anche il sottoscritto, tutti nascevano in casa. Per cui mia madre svolgeva un ruolo importante. Mio padre era un militare, per cui mi ha dato l'imprinting di quello che voleva dire militare. Ecco l'importanza. Cioè rispetto e essere con la schiena dritta. Ecco, tutto lì. Ecco, io ringrazio i miei genitori per questo. Volutamente, diciamo, la società ha preso questa linea, però non è C'è detto che sempre una deve. speranza, siamo Certo, qua, siamo- sono sicura come lei oggi mi ha dato l'opportunità di parlare, di esprimere la mia esperienza, come anche l'esperienza di Guglielmo che è venuto nello studio a novembre, Certo. e che dormiva sul divano, mi ricordo. Ho dormito per mesi sul divano, una Esatto. vita d'inferno, Esatto. perché dopo l'ischemia, quando sono rientrato a casa, sono stato assalito, diciamo, da uno stato ansioso che non mi permetteva di dormire. Io non riuscivo a chiudere gli occhi, Ecco. non riuscivo a rimanere disteso. E ho Dolori. dovuto provare di tutto e di più, perché poi lì è nata anche la voglia di rinascere, ma per rinascere devi trovare la via. La via non è lì, perché se fosse lì in vista per tutti, tutti andrebbero di là. E la via la devi cercare dentro di te. E io ho fatto questa ricerca. Poi avevo avuto già l'onore e il pregio di aver conosciuto Jenny, sempre parlando di diossido. A una conferenza. Abbiamo organizzato assieme anche alla Rosanna una conferenza a Castelfranco,
Ecco, morale della favola, da lì e poi è nata questa nostra, chiamiamola amicizia di natura sia professionale da un Però lato, mi ma hai dato anche... la gioia, perché quando, come abbiamo parlato prima dell'asse intestino-cervello, quando lui mi ha detto che ha avuto 2 ischemie cerebrali, ho detto, ok, fermo, cuore, cervello, ok, so dove posso andare. Con un fitoterapia, ti ricordi? Mhm. Per aiutarlo a rilassare, che lavora attraverso, diciamo, a livello neurologico, e tecniche di respirazione. Questo percorso si chiama armonia vagale. Abbiamo fatto un test all'inizio del percorso, ti ricordi, Guglielmo? Sì. E dopo, che questo test mi va a valutare a livello metabolico sui 3 livelli dove, diciamo, il nervo vago va sia a livello metabolico, neurologico e muscoloscheletrico. E avevamo 12 diciamo punteggi, quindi in disequilibrio. Invece a fine percorso, dopo 3 mesi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ginnastica funzionale, quindi dovevamo rieducare il suo cuore. Respirazione, correzione di detox dei dispositivi, correzione, diciamo, consigli sulla nutrizione, diciamo, quando mangiare meglio, qualche consiglio le ho dato, e ovviamente la sua buona volontà, perché io sono molto fiera di lui, perché lui alla sua età 71, giusto? 73 anni. 73, scusami, ti ho detto che ti ho fatto 2 anni, ok. Ah, no, fammi più giovane. Ecco, 25. 73 anni, mettersi in gioco, Non è fidarsi. facile. Oggi lui dorme tutta la notte, ragazzi, e abbiamo rifatto il test. E sia a livello metabolico, quindi soffriva di reflusso, sia a livello muscoloscheletrico e neurologico, risultato 0. Allora, non è magia. Ascolto la volontà, io do gli strumenti, io dico sempre, io do gli strumenti, voi siete i responsabili. Ecco, io ho imparato, cioè, ecco, io non sono andato al centro olistico di Jenny così perché non ho niente da fare, vado, no. Ma sono andato con la fermezza di quello che vuole, da un lato star bene indubbiamente, ma dall'altro imparare, perché quando hai un insegnante, bella anche tra l'altro, ecco, che ti dice e ti fa capire, e assieme, ma con una capacità non solo di convincere, ma di stare talmente attenta, se quello che ti sta dicendo lo hai capito, lo stai facendo vedere, se non va bene lo rifai. Qui torniamo ai vecchi insegnanti di una volta che battevano il ferro finché era caldo. Ecco, io ho imparato delle cose che poi mi sono trasferito a casa mia a farle. E questo è l'obiettivo. Sulla mia sedia di casa, con la luce spenta, prima di andare a letto cominciavo a fare le a rilassarmi. Tecniche di respirazione. A muovere la testa in un certo modo, a scaricare le energie negative, a sciogliere il corpo. L'attenzione. Poi io andavo a letto e dormivo. Ma dopo che ho patito invece che se non avevo la forma del divano per dormire non riuscivo a dormire, per capirci, e mi ha un po' anche deteriorato. Ecco, scusa Guglielmo, ritorniamo dall'inizio, come quando hai aperto questa trasmissione. Convinzioni, è sempre stato così, può succedere. No, Guglielmo non ha fatto questo. Lui non ha detto, è successo, può succedere alla mia età. No, lui ha voluto capire cos'era esattamente. Era il nervo vago, erano le sue abitudini che aveva cambiato, disattivato i geni e l'ha portato verso la traiettoria della malattia, quello che gli è successo. Cosa facciamo? Per esempio adesso siamo in un periodo di primavera, andare a fare un detox del corpo. Ritorno su quello per il sangue che ti serve dopo. Bardana per esempio. La bardana è molto importante per diluire il sangue. Abbiamo curcuma, tarassaco per il fegato e detox. Cioè la natura ci regala così tante cose che abbiamo dimenticato, lasciamo il nostro cane a fare i bisogni di sopra. Il bello è che ce le dà nel momento che noi serve, perché esatto, in primavera abbiamo bisogno della bardana, abbiamo bisogno del tarassaco e arrivano belli lì tranquilli. Esatto, più dopo per esempio la radice di zenzero, quando abbiamo un antinfiammatorio intestinale, antinfiammatorio anche generico, quindi ci sono diciamo dei ingredienti naturali
dove non abbiamo bisogno di andare nella prima farmacia. Appunto. Fermarci, non so, chiamo, mi informo, faccio una consulenza di naturopatia, vado, chiedo aiuto in base a quello che hai bisogno, perché è normale trovarsi e sentirsi a un certo punto bloccati. È giusto che ognuno con il suo lavoro, ma si deve un po' riflettere e dire ok, cosa dipende da me? Il tuo stile di vita ogni giorno, le scelte che tu fai dalla mattina, da quando ti alzi la mattina e finché vai a letto, sono le tue decisioni. Quanto fai colazione? No, come fai colazione? Che tipo di nutrimento metti nel tuo corpo? Sì, mangio pane con la marmellata. Ok, che tipo di pane mangi? È pane integrale? Ok, no. Che sintomi hai? Stitichezza. Ok, vedi perché mancano le fibre. Bevi abbastanza acqua? Ho mal di testa. Quanta acqua hai bevuto oggi? Ma di solito non bevo tanta acqua. Ok, abbiamo bisogno di circa di 30 ml di acqua per chilo corporeo. Quindi se io non bevo nemmeno... Troppi. Cioè, no? Vero. Siamo fatti di acqua e le cellule hanno bisogno di acqua. Per 3/4 sono intracellulare e per 1/4 extracellulare. Allora, questo corpo che è fatto in base all'età da 60 a 90% di acqua, noi non beviamo acqua, ma ho bevuto il succo. Ok, che tipo di succo? Non è mica il succo della nonna in giardino, no. Energizzanti, quelli non sono liquidi buoni per il nostro corpo, quello andare sulla traiettoria, la biglia di Conrad Huntington verso la malattia. Non possiamo domandarci perché a 30 anni o a 20 anni tante ragazze soffrono di policisti, di dermatite atopica. Cioè, ho un ragazzo giovane, per esempio, Psoriasi anche. ecco, insulina resistente. Ma perché? Ma vedi che stile nutrizionale hai? Vedi come gestisci lo stress? Perché non è che mangio solo dolci. La derma, diciamo, la pelle è un linguaggio. Il corpo ci parla. Ma se io non lo ascolto, dico ok, sono stressato, come mangio, ho dormito bene stanotte, che cosa mi turbura? Prendiamo la situazione in mano. Bello è che lo stress a volte potrebbe, per assurdo, anche una goccia d'acqua che cade dal rubinetto, anche quella genera stress al corpo. Ecco, differenza, stress acuto che mi aiuta ad andare avanti, o è uno stress cronico che mi crea una infiammazione sistemica? Che tipo di stress è? Perché dicevo, la goccia d'acqua, quando senti che ti dà fastidio, Sì. chiami l'idraulico e vai a riparare il rubinetto. Se invece continui a lasciarlo lì, arriva a creare dei danni non indifferenti nel tuo organismo. Esatto. Per fare una piccola metaforina. Sì, ecco. sì, ottimo, sì, bella come Perché metafora. effettivamente lo stress, poi quando lo lasci lì, lo stress è qualsiasi cosa. Io ho citato l'acqua, ma può essere che sul lavoro O mentre guidi o e qualcuno dietro la come frenesia, prima TB. ci fa, mi sono fermata prima di arrivare da te perché non capivo quale via, ma le persone sono così di fretta e così non Nervose. comprensibili. Ma molto forte. Io l'ho guardato, poveretto, cioè mi anche dispiace quando vedo delle persone che si agitano per niente. Guglielmo caro ha detto: ma è necessario arrabbiarsi così di domenica mattina? Cioè, ecco. No, C'è ho un- detto che è fortunato perché se si ferma per magari anche tirarti 4 parolacce, mazza di baseball in mano, No, No, facciamo un no, inning. no, perché non è necessario. No, perché no, non è no. necessario? Per dire che certe volte questo mondo frenetico, che di frenetico ci sta solo portando velocemente Però a 2 metri sottoterra. sì, però è Ma la è- nostra responsabilità come reagisco. Quindi sì. io devo avere resilienza e ritorno di nuovo. Resilienza lo apprendo da mia mamma, papà, istituto, dove cresco, amici positivi, non Sì, negativi. ma in questo caso, secondo me, è uscito anche quell'ardore perché trattasi di una donna che veniva inveita da questo elemento, perché se lo fa che trova uno che ha il suo fisico, forse va avanti, fa finta di niente. ciao. È un suo problema. Appunto, Ok. no, ma fatto Però- per dire C'è che- uno studio scientifico che uno mio amico, Attilio Cavezzi, ne conosci? Attilio. Sì, Attilio. Lui mi ha detto un giorno: sai che c'è uno studio che chi si stressa troppo, diciamo per esempio chi guida la macchina,
a un certo punto è facile, diciamo, è più predisposto, quindi non ha la resilienza, è più predisposto all'infarto. Ecco, allora faccio bene che non mi agito. Ho detto, ok, è importante riflettere, è necessario o non è A necessario? volte basta anche un semplice segno, scusa. o Mi mi dispiace. Quindi- O c'è qualcosa che dipende da te o non dipende da te. Perché poco che mi arrabbio e rimurgino, se non dipende da me. È una cosa che io non posso farci nulla. Allora la lascio così, perché poco che me la Tanti porto dietro. non ci possono credere, ma bene o male i nostri campi energetici si allineano, si sommano, oppure possono andare anche in contrasto a volte, ed è questo quello. E di conseguenza a volte ci vuole tanto poco, diciamo, riequilibrare il tutto. Sì. Per ritornare sull'argomento, effettivamente la persona che, in questo caso tu, nel tuo bagaglio che hai quando sei arrivata con una valigetta con determinati talenti Sì. e dei doni che hai, perché ognuno di noi ha i suoi talenti e i suoi doni. Per Epigenetica questa vita qui. anche. Anche epigenetica, Ecco. di seguito. Quindi di conseguenza ci ritroviamo che noi, se non abbiamo ricevuto una istruzione, un certo bagaglio Sì. istruttivo in questo di conoscenze tramandate anche dai nostri genitori, Nonni. nel loro limite, nei loro nonni, le guerre che sono passate, tutto Sì. un insieme di cose e via di seguito. Ora come ora ci ritroviamo invece che non sappiamo più, essere autosufficienti. Una volta i nostri nonni erano autosufficienti, non avevo bisogno di nulla, non c'avevo telefonini, non avevo questo, andavano Comfort. ovunque, non avevano bisogno del navigatore, Neanche delle previsioni del tempo. neanche perché le no, previsioni del mettevo la tempo, era finestra, quello volevo mettevo fuori arrivare. la man, piove. Piove. O Per dire, ecco. Anusi, sai quando succede che tu esci fuori e non senti piovi l'aria. e senti la pioggia Sì. e io dico arriva Sta la pioggia. arrivando, La sta mia arrivando. figlia un giorno mi dice sei una strega mamma, no, ascolti la natura. Ed è proprio questo, siamo arrivati secondo me oggi come società a vivere in comfort zone e a volte avere paura di uscirne. E secondo me qui dobbiamo iniziare a uscire, almeno a parlare con qualcuno di riferimento, perché è importante parlare con persone che sono in grado di aiutarti e non trattenere, perché la tua sofferenza lo vivranno anche i tuoi figli e si trasmette. E quando possiamo vivere una vita in armonia, con successo e gioia, io sono convinta di questo. E dentro di noi, cioè noi abbiamo già un messaggio interno nostro Sì, che ci porta, diciamo, se lo ascoltiamo, il famoso messaggio cristico, dico io, cioè rispettati e rispetta gli altri come rispetti te. esatto. Cioè, io non Tratta ho gli altri bisogno- come vuoi essere trattato di quei miei qualcuno figli. mi dica che guarda che non devi fare quello Sì. o non fare quell'altro, perché io so che se do uno schiaffo a qualcuno gli fa male, perché se lo ricevo io mi fa male, quindi so già quello. Quindi di Empatia? conseguenza- non lo so, noi come i magneti, noi ci attiriamo, ci spingiamo anche. C'è un disegno, forse sicuramente la nostra anima ha bisogno di fare determinate esperienze, sarà per quello Per crescere. crescere sicuramente, e poi c'è chi magari ne ha vissute di più, chi di meno, non lo so perché non ho la sfera, non posso assalire, però sento che c'è qualcosa dentro che se fai determinate cose stai bene e se Sì. ne fai delle altre stai male, e quindi è lì che bisogna soffermarsi. Quindi. Allora, secondo me ritorno sempre alla base, alla radice, quello che hai costruito da piccolo, perché se ho ricevuto gentilezza, tempo, riconoscimento, amore, sarò un grande da adulto a trapassare ai miei figli, alle persone che ho attorno. Ma se io non conosco questo elemento e a scuola vengo trattato solo da un punto di vista neurologico, vuol dire imparo, studio, ripeto, come posso crescere un vogliono. adulto esatto, anche se io a casa non ho avuto gli Non strumenti, devi pensare. non riesco a crescere, diciamo rompere quegli schermi solo se attraverso dei momenti difficili e dopo mi domando, ok, o possibile se incontri delle persone positive lungo la tua strada che ti possono aiutare a livello interiore.
è una crescita interpersonale. Io lo raggiungo, vuol dire che altrimenti, sì, no, come succedeva una volta, e devi ripetere l'anno. Quindi devi Esatto, ripetere la il vita. karma. Fin La tanto storia che non si impara si ripete. Si La ripete stiamo per vivendo forza. anche in questi giorni, ragazzi. Ah, sì, sì. Basta guardare cosa sta succedendo in giro per il mondo. Vuol dire Ecco, che non abbiamo imparato nulla. ecco, io però mi dissocio da questo, nel senso che noi guardiamo troppo in giro, e invece Sì. dovremmo guardare più noi stessi, Esatto. ora come ora, perché il guardare ci porta lontano e invece noi siamo qua. Esatto. Per me questo è il mio pensiero. Condivido il tuo Eh. pensiero, perché io devo guardare prima dentro di me, Mhm. capire se io sono felice, sto bene con me stesso, me stessa, posso aiutare il prossimo, posso essere di aiuto agli altri. E penso che io credo molto che siamo in questa dimensione per crescere, per migliorare uno con l'altro, ed è peccato non condividere le esperienze per crescere assieme, perché non esiste giusto o sbagliato, esistono solo punti di vista. Cioè, in base alla mia esperienza, io penso che il A è giusto, in base alle tue esperienze B è giusto. Ok, mettiamo sul piano, c'è il dialogo. C'è il rispetto in primis, Esatto. giustamente. Esatto. Poi ognuno può portare io dico sovente, ognuno può esprimere il proprio pensiero liberamente. Quando mi capita ricevo le telefonate, purché sia corretto, sia pulito Rispettoso. e soprattutto che non sia offensivo. Poi ognuno se la pensa diversamente, io Va bene così. non ho motivo di... Certo. Anzi, lo ascolto. Per esempio, Roberto da Mirano qui, che ha contribuito a fare la piazzuola nuova qui, era il direttore del cantiere. Ha detto: mazza da baseball, grande, ottima e perfetta idea. Vedi a volte come si può lanciare io reputo che violenza chiama sempre violenza, quindi, bravo, esatto. e non ci porta a nulla. Anche se uno dice sì, però continuiamo così, e allora però cambia, Dialogo. è il dialogo, famoso dialogo. Se non c'è, lo so, ma vuol dire che il sistema ha bisogno anche di questo. Lo so, qualcuno dirà che sono fuso. No. Però non mi tange, diciamo, ne ho viste di peggio e di conseguenza... Un detto che mia mamma diceva: una persona intelligente è in grado di andare a qualsiasi livello. Ecco, quindi non serve violenza, serve capire che oggi, grazie ai miei percorsi, collego quello che lei stava dicendo e ho capito meglio, capisco chi ho davanti e agisco di conseguenza, non con violenza in questo senso, con il linguaggio giusto, o ti do spazio, vuol dire che non è il momento, va bene così. Ecco, io ho un altro esempio vissuto dal sottoscritto, per dire, in macchina, ad esempio anni addietro, una volta ero più attivo, nel senso, e quando arrivava qualcuno cercavi sempre la competizione, sai, di seguito. Alla fine ti rendi conto che non serve a nulla la competizione, quindi di conseguenza quando vedo uno che ha fretta e vi io gli do spazio tranquillamente, per dire, noi abbiamo bisogno invece della collaborazione tra noi, esatto, che è importante, e soprattutto questa collaborazione la otteniamo solamente, diciamo, con la parola. Esatto. Perché è quella che ci può unire in questo momento qua. La parola. Sì. Ho fatto uno spettacolo ieri sera su questo tema. Musicale, perché io... Però ti devi avvicinare, Guglielmo. Sì, no, dicevo che ieri sera proprio ho, diciamo, contribuito a uno spettacolo musical teatrale che partiva proprio da questa definizione, il potere della parola, e apriva, diciamo, lo spettacolo il discorso fatto da Robin Williams sull'attimo fuggente, quando sale sopra i banchi e parla ai suoi allievi. Ecco, da lì abbiamo fatto poi un percorso che ci ha portato a dire cosa? A dire che i poeti sono scomparsi ormai in questo mondo qui, o quasi. E allora abbiamo portato i nostri cantautori italiani, quelli bravi, da Battiato ad Alla, Gaber, in musica, con le loro opere, a diventare di nuovo coloro che mandano un messaggio. Ecco. Sì, comunque sto leggendo alcuni post che fortunatamente ci sono degli intellettuali
che si stanno risvegliando un pochino. È vero, quindi- e sono molto felice perché ho questo presentimento che nel futuro ci sarà proprio questa integrazione tra la medicina tradizionale, Sì, chiamiamano certo. così, con un ritorno da Olus, guardare la persona e la sua interezza da un punto di vista funzionale. E sto vedendo che ci sono diciamo, Sì. belle persone La- che hanno capito la- il valore dell'essere umano. La collego anche al fatto, oltre tu che sei una naturopata, ma anche gli osteopati, per dire anche loro, alcuni hanno questa visione olistica effettivamente, che tengono in considerazione la parte emozionale, che c'è poco da fare, ce l'abbiamo, quindi Mente, corpo, corpo sano, mente sana, corpo In corpo sano, sano. ma anche Corpo sano. viceversa, io dico, perché la mente si riversa verso il corpo, ma viceversa. Quindi c'è una connessione. il famoso nervo vago che Esatto. che fa da autostrada, diciamo, esatto. se è inquinato, se ha Se è infiammato. infiammato, restringimenti, è come Respiro trovarsi corto, mal di testa, mente annebbiata, ti ritrovi in autostrada con Sì. tutto intasato, dove vuoi andare, stesso è lui. irritabilità, Quindi, attacchi di panico. e invece bisogna sempre cercare di Tanto che portare la anche il maggior buon parte umore. delle persone manco sa di averlo il nervo vago, perché nessuno si è mai preso briga di istruire sotto questo punto, cioè Io- rendere partecipi al chi siamo, cioè come siamo fatti. La gente, se lo sa, può Prevenire. poi interloquire Prevenzione. con chiunque. C'era un articolo che ho letto, quindi non lo posso affermare con sicurezza al 1000%, però presumo che chi l'ha scritto, adesso non lo ricordo, che viaggia a livello fotonico. Cioè ci sono i fotoni che collegano proprio il cervello con l'intestino e il cuore. Fotobio. Quindi Modulazione, che ce l'ho in studio, che lavora appunto da un punto di vista del dolore, sistema nervoso e anche estetica, cioè lavoriamo sull'invecchiamento cellulare, a riattivare i mitocondri. Questo fa la fotobiomodulazione, va a lavorare sui mitocondri, le nostre centrali energetiche. Sì. come per dire il nostro scheletro, che tanti Sì. pensano che sia statico, invece No. tutto è in movimento e crea energia elettrica. Esatto. Questi movimenti dello scheletro tra loro proprio generano un campo elettrico che a sua volta interagisce con tutto. Noi siamo Frequenza, vibrazione e campo magnetico. Se vai da un Quindi- bravo posturologo che io conosco e lui guarda Enrico, lui proprio parla di questo, delle emozioni, quindi condivido molto questo pensiero. Lui vede che la persona, in base, dopo va a parlare e muove leggermente gli assi, rientra come prima, come dovrebbe entrare in equilibrio, ed è proprio questo a livello energetico. Poi c'è un'altra cosa che volevo chiederti io, perché me lo chiedeva. E gli esami che fanno con la biorisonanza, con gli strumenti che permettono di vedere Sì. il nostro campo elettrico, diciamo, Sì. Allora, lo usi oppure non lo allora io come ho detto all'inizio, io unisco lato olistico, scienze olistiche, quindi la naturopatia, intervengo da quel punto di vista, però prendo in visione la scienza, perché la scienza ci dà degli strumenti. Attraverso il mio strumento che utilizzo, che è a livello mondiale, test dei fattori epigenetici, perché io mi ammalo. Perché ci sono questi fattori che va a disequilibrare e la traiettoria me la sposta. Quindi io capisco con quello. In più vado a lavorare, perché questo mi dà un'analisi fino a 3 mesi a livello cellulare. Dopo vado anche da un punto di vista delle analisi del sangue, però non, diciamo, le analisi sangue ha una particolarità. Se io cambio l'alimentazione, come succede in certe persone, io dico spesso ai miei clienti, non cambiate il vostro stile di vita finché non fate tutte le analisi, perché se tu cambi il tuo stile di vita da ultimi 48 ore, una settimana, cambia tutto.
Quindi se tu inizi a rilassarti, inizi a mangiare in un certo modo, inizi a fare attività fisica, cambia. Quindi io prendo sia le analisi del sangue, sia la bioimpedenziometria che mi dà un valore della composizione corporea, e sia il test dei fattori epigenetici. La biorisonanza, parlavo anche con Guglielmo, voglio introdurla nello studio perché so che è un strumento che può servire. Aiuta. Esatto. Come l'esame del sangue in campo oscuro, che Sì. permette di vedere appunto Esatto. come si muovono i nostri globuli Esatto. e capire appunto se c'è qualche stress Esatto. che ci sta martoriando e che medicina tradizionale non ti richiede che un semplice esame Ecco. del sangue al microscopio, quindi insomma Spesso i miei clienti mi dicono, i miei clienti quando vanno a fare gli esami, la segretaria di solito gli dice: ma chi le ha consigliato? Cioè, una mia cliente ritorna da me e mi dice: Jenny, ma sai che mi ha detto che questi test che tu mi hai detto entrano anche nell'argomento della longevity? E certo, devo lavorare sulle cellule, devo capire le cose, però non sono analisi che il medico di solito li richiede. Va bene così, io penso che ogni persona, ogni professionista lavora in base alla sua filosofia, ai protocolli o quello che segue. Finché si lavora verso il benessere della persona senza creare un danno collaterale, io penso che va bene. Certo che aiuta. La conoscenza è quella che sovente viene citata, ci rende liberi e ci permette di fare le scelte ponderate e di mettere sul piatto, in primis sul piatto della bilancia. Noi dobbiamo mettere tante voci e poi avere anche la possibilità di riuscire critica, ecco, che è quello che manca ai ragazzi di oggi, e diciamo che cercano di non dare a scuola l'insegnamento del criticare ciò che gli viene portato a conoscenza. Ma come è possibile? Devi avere sempre una critica, c'è qualcosa che ti dubbia. Certo, invece non vieni coltivato, la critica viene coltivata. Fatto sparire gradualmente, ormai c'è poco. La filosofia, signori, che è quella che insegna a pensare. Però le materie umanistiche effettivamente sono ma quando tu sei bambino, se per esempio tu sei curioso, il bambino è innato curioso, è predisposto alle critiche e risponde. Esatto. Io dico, quando il bambino ti chiede il perché, devi fermarti, devi rispondere. Anzi, a volte chi mi conosce mi dice: Jenny, parli troppo, con i tuoi spieghi troppo alla tua figlia adesso che ha 13 anni. Perché? Perché se tu come punto di riferimento non rispondi al suo perché, dove vuoi che vada a trovare questo perché? Siamo la loro guida, quindi se voglio mantenere questa curiosità e cresca un adulto che si mette in gioco, che non si ferma e si chiude e va a seguire solo indicazioni, dobbiamo noi genitori aiutarli e non darli, come vedi tanto nei passeggi o nei ristoranti, il telefono in mano. E soprattutto anche bambini piccoli che hanno gli auricolari. Ma allora, Bluetooth, peggio che peggio, Bluetooth. Perché Allora, Luciano, non so come dirti, ma questo strumento che io utilizzo, lui mi sta dicendo, per esempio, nella cliente la Beatrice, nel caso di Beatrice, con sclerodermia, lei aveva interferenze primo valore, è venuto fuori interferenze. Ti faccio un esempio, proviamo di immaginarci che abbiamo 2 bicchieri di acqua. In uno vado a mettere la corrente, l'altro è un'acqua tranquilla, serena. Se io metto la corrente inizia a fare le bolle, giusto? È quello che succede nel nostro corpo quando sono attorno ai campi elettromagnetici, Wi-Fi, Bluetooth, tutti questi, strumenti che ci servono. Allora, il punto è... Ma il bello ancora indietro, cara Jenny, perché... attenzione, è vero, tutte cose che fanno comodo, io sono il primo a usarle anche, lo so molto bene, ma sei stato bravo a capire che non dobbiamo toglierli di tutto. Sto cercando di informare chi conosco e quant'altro che la prossima tappa sarà ancora più deleteria, ragazzi. Siamo positivi. No, deleteria, siamo positivi. Deleteria perché la gente, non conoscendola,
la accetta per quello che pensa, ma non per quello che Vedi, è c'è stata la- definita un'arma militare. Vedi? Allora, c'è da dire una cosa, ci sono, oltre che quelle negative, anche quelle positive. Per esempio, possono esserci nel prossimo futuro i famosi letti medici Ecco. che viaggiano, Non vedo l'ora che arrivano. che viaggiano, appunto, sì. 1930 il primo hanno trovato con dentro dei corpi. Beh, basterebbe leggere, io sono uno che scava anche. Quindi, diciamo, c'è anche la positività. Sì. È un percorso nostro questo, però, Certo, una crescita come giustamente ha nostra. detto prima Jenny, se dobbiamo cambiare noi, Esatto. finché Noi rimaniamo... esprimere la volontà di cambiare sì. e portarla avanti. Strumenti tu abbiamo. tu hai fatto dei Sì. cambiamenti nei differenti, perché sicuramente con quello che avevi a quest'ora non saresti qui tranquillamente. No, ringrazio sempre il Ecco. buon Dio, se c'è, Quindi, di essermi comunque per volontà espressa. Esatto. perché Se non hai la volontà non fai nulla. Aspetti sempre che arrivi qualcuno a fare per te. No. Se è ti sei qualcosa messo in gioco. che bussa. Comunque, faccio un salto indietro, Sì. ritornando per ricollegarmi al fatto degli anziani, per dire, io una volta non vedevo anziani che viaggiavano con il trabicoletto, adesso ne vediamo tantissimi. Ecco motivo perché un cliente è venuto da me e mi ha detto io non voglio arrivare con i miei vicini di casa che vanno con il Ma pass- ci sono anche persone giovani. Io adesso mi sto avvicinando ai 70, manca ancora un anno e mezzo anche a circa. 60 Anch'io qualcosa. mi stavo avvicinando, ma si spostava sempre che Ah, ero avanti. Però mi sono ripromesso di Sì. arrivare a 120. Oh, mi Faccio vuoi sempre- superare 96, sarei felice e fare ancora yoga. Io dico, faccio sempre tempo a togliere di seguito perché vabbè, non Beh, si sa mai. posso Io non dirti posso- Luciano, scientificamente il nostro corpo è creato per 125 anni. Mm. Ai tempi di Cristo. Quando è Quindi- stato fatto, diciamo, questa ricerca, quando l'ho letta io, ok? Quindi c'è la speranza, Ah, però dobbiamo cambiare le nostre abitudini per permettere a questa biglia di Waddington andare nella direzione della sì, salute. la mia ogni tanto prende la... Ma è importante ritornare. La rotta, certo. Cioè, epigenetica, Quindi, il bello lo so. dell'epigenetica, della sua importanza, è che io posso in qualsiasi momento prendere la situazione in mano e quindi cambiare la traiettoria, ma devo essere consapevole. Ecco, il messaggio che voglio appunto riportare, che sto chiedendo appunto che focalizzi maggiormente, che noi è quello che dobbiamo fare. Esatto, noi dobbiamo fermarci, capire cosa esattamente voglio, perché a volte vogliamo una cosa e dopo scopro che effettivamente c'era qualcos'altro. Uno, che cosa voglio? Due, convincersi che c'è la tecnologia è necessaria, ma non è indispensabile. Vuol dire che quando arrivo a casa, pensa quante persone ad oggi soffrono di mal di testa, insonnia, anche i giovani, ok? Spengo il telefono, lo metto in aereo e lo porto fuori dalla camera. In più chiudo il wifi perché anche quello si sta parlando del 6G, ancora peggio, e andare a letto a dormire. Togliere i dispositivi un'ora prima di andare a letto, anche quella è una prevenzione. E puoi farlo da solo, non hai bisogno di soldi, non hai bisogno di medico, No, non hai bisogno di ci sono delle nessuno. piccole cose che possono essere fatte tranquillamente, che non ha Esatto. nessun dispendio economico. E questo Anzi, è. tutt'altro, è solamente una... Respirare. e soffermarsi anche a usare il respiro. Respiro, quant'altro. non è difficile imparare a respirare. Inspiro lentamente 4 tempi fino sotto l'ombelico ed espiro lentamente. Cioè fare un paio di respiri prima di andare a dormire aiuta a calmare la mente, Certo. a fare un reset. Io lo faccio ogni sera, E poi il fatto, come hai detto anche prima, di ringraziare ogni giorno. ogni giorno la giornata. Energia positiva porta energia positiva. Positiva. Prima che dicevate, violenza porta violenza. Ecco, quando io esprimo gratitudine per quello che semplicemente sei, perché ti sei svegliato questa mattina, non serve immaginare non so che cosa, perché quello è l'ego. Io penso che finché tu hai la tua gioia dentro di te, ti ami in modo sano, non egoistico, ok? Finché la tua famiglia sta bene, hai un tavolo,
hai cosa mettere sopra, hai un tetto sopra la testa. Che non è poco ora come ora. Esatto, anche quello. Come diceva la piramide di Marshall. Maslow è proprio Cibo e la parole. base. Il resto si costruisce con gentilezza. Non si deve correre. No, sono parole sante. Io auspico che questo seme e il vento delle frequenze porti e che possa dare anche dei risultati maggiori a quelle persone che magari hanno perso la speranza anzi, Capisco. trovare la forza di dire no, aspetta un attimo, io posso fare la differenza. Come Io tutte le conto. cose, Ma è sempre Io. noi siamo i fautori della nostra vita, ma anche a livello sociale basterebbe imparare certe volte a saper dire di no. è il famoso no. Il famoso no blocca le cose, quelle che reputi che siano anche dannose, blocca. Se tu invece passivamente le prendi, e questi vanno a nozze, Sì, certo. Allora, poi leggo un altro po' di messaggi qua, quindi adesso ci stiamo avvicinando perché abbiamo altri 12 minuti, quindi Ok. allora, cara amica Jenny, io ho avuto una vita di violenze fisiche invalidanti da mio padre, mio fratello e marito. Il marito mi ha accoltellato il braccio sinistro. Ho paura di parlare, sono timida, vivo da sola. Ecco. E ho la Radio Gamma 5 e tanti amici che mi vogliono bene. Un caro abbraccio a tutti voi, cari amici, Mariella da Noale. Ecco, l'attaccamento, stile di attaccamento. Lei non ha trovato quello che un bambino, una bambina doveva trovare. Affetto, amore, sicurezza. Ma perché? Perché probabilmente il suo padre non era in grado di dare amore. Allora, non giustifichiamo chi fa il male, no? Non si giustifica. Però se io capisco il suo background, perché si comportava così, e vado a lavorare per perdonarlo, non per giustificarlo, ma lo perdono non per lui che merita, per me, perché io devo lasciare col passato, altrimenti se io vivo così sono esatto. Quindi per poter lasciare un trauma di genere, perché questo è un trauma che ti porta non solo nella tua vita, ma anche nella vita dei tuoi figli, il tuo dolore viene trasmesso, le emozioni che tu hai vissuto, le paure, le ansie vengono trasmesse. Ecco, epigenetica fa questo. Importante perdonare, non perché merita, ripeto, perché per il tuo cuore, e capire il perché lui faceva quel gesto, quella violenza. Non era felice con sua madre, è stato obbligato a fare qualcosa anche lui da piccolo. Il fratello perché si comportava così con lei? Perché ha visto dal padre, non perché il fratello è una persona cattiva, perché è quello insegnamento che è stato dato in quell'ambiente, esatto, e quindi ha visto quello. E lei, se riesce a distaccare da un ambiente che la porta a questi ricordi, importante staccarsi e con gentilezza lavorare verso se stessa, perché lei è qua per una ragione, noi siamo qua per una ragione. È importante capire dentro di noi, ascoltandoci con gentilezza, e non tenerci in mente quelle parole: non sei abbastanza, sei inutile, chi ti vuole, non sei nulla. Cioè, questi sono solo nomi che loro non erano in grado di essere qualcuno e li trasmette a noi, ma noi dobbiamo lasciarli andare, certo, e prendere un percorso con amore verso noi stessi. Vorrei aggiungere, ritornando appunto a Alberto Ferrarini, io a volte Sì. lo cito perché anche lui sovente riporta, quando capitano queste cose qui, perché dice poi se no sono quei conflitti che rimangono, Esatto. e poi ritornano anche in Esatto. altre vite se non Certo. li sganci prima, specialmente quando ne sei cosciente, di scrivere su un foglietto l'emozione Sì, che vi è il famoso diario, e sì. poi di che lanciarlo nell'acqua o nel fuoco, che lo porti via. Però lei ha bisogno di creare anche l'ambiente nuovo. Sì, però cioè, per dire, Sì. io ti lascio andare, so Sì. che hai fatto questo, io ti perdono, Esatto. tu vai per la tua strada e io continuo la mia. Sì, però lei devi sentirlo dentro, Sì. perché a volte quello che mi succede con i miei clienti, loro lo fanno,
ma dentro nel loro cuore non lo fanno totalmente. No. Prima sganciati dentro Mhm. e dopo lascia fuori dal corpo sul foglio. Hanno Secondo bisogno, me. Sì, no. un po' tutti, di Sì. trovare la persona o chiamiamola, Sì. diciamo, Ecco, creare l'insegnante l'ambiente, che esatto. ti educa a capire come fare, perché Sì. quindi se tu non hai capito come fare, non riesci. Quello che dicevo prima, ha bisogno di crearsi Se non il suo riesci a ambiente capire adesso. che il tuo malessere Sì. nasce da quelle fonti e non riesci a liberarti dalle fonti, continui a vivere nel malessere. Eh sì, devi uscire e crearti un nuovo ambiente sano. C'è bisogno di gente come te, Jenny, che analizza e approfondisce assieme, diciamo, le persone, le loro cause e assieme Serve diventi tempo, il suo sì. avvocato di fiducia a livello personale, perché tutti abbiamo bisogno di avere qualcuno a cui confidare le nostre, diciamo, Ecco, la voce di mediatore familiare Sì, è quello relazionale, perché io l'ho fatto il percorso tecnico come un avvocato, però io ho detto, io non voglio essere un avvocato, io volevo capire come la famiglia incide da un punto di vista sociologico, psicologico, le mie relazioni, e mi soffermo alle relazioni. Ecco perché Olistica Venezia è un centro proprio che accoglie spazio per le relazioni. Mi è venuto in mente, mentre si parlava adesso, la vita di una volta, quando io ero piccolo, per esempio. Sì. C'era una unione di famiglie Ecco, nel bello. paese che tutti convivevamo. D'estate, tutti quanti fuori, non c'era neanche la strada asfaltata, pensa a te. Nel mio paese, io sono nato alle sorgenti del fiume Sile, Casa Corba di Vedelago. Mia madre era ostetrica lì, e alla sera, lungo la via principale, Unione. di terra battuta, tutti seduti fuori in piena estate, e noi si Meraviglioso. giocava a nascondino perché era buio, e si parlava d'inverno nelle stalle a far filò. E le vecchie raccontavano le favole e questo e quello. Ti dico, la mia infanzia è stata veramente un ben di Bella. Dio. Io pure non posso lamentarmi della mia. Ricordo altresì una cosa, che una volta, quando si era questi gruppetti qua di bambini e magari c'era un genitore, non c'erano tutti, ce n'era uno solo, e quello guardava tutti. Che bello. E se c'era da richiamare, richiamava. E dopo, quando richiamava quello e andavi a casa, perché poi c'era il passaparola tra i genitori, diceva, ma hai fatto questo, hai fatto quello? E allora arrivava l'aiuto, quello che poteva essere, via di seguito. Poi c'ho Elisa che dice, io il bambino non lo mando al nido, però diciamo soffre di reflusso gastrico. E un bambino si è 3 anni qua, dice. Però dice, noi non abbiamo, sta benissimo come è stato allattato, quello è importante anche. Quindi come è stato allattato il bambino, se è stato latte polvere o petto. Ecco, quello fa la differenza, tanta differenza. No, al petto. A petto, ok. Passa tempo con lui, diciamo, di qualità, perché essere mamme a casa è giusto, va bene, e il bambino ha bisogno, ma a volte ci prendiamo perché abbiamo così tante cose da fare in casa, perché la casa non è semplice, più vai a fare le spese, occupati di lavare, stirare, tutto quanto. Tempo di qualità, e l'alimentazione si deve vedere, mangia frutta, verdura, che stile di vita nutrizionale ha il bambino. Il svezzamento come è andato? Ha aggiunto, sono un avvocato e quindi già lì vuol dire che i tempi a volte ecco non sempre sono perfetti. Allora, ecco. Se devo guardare da un punto di vista biochimico, ok, si deve valutare l'alimentazione. Se devo guardare da un punto di vista energetico, il reflusso richiama qualcosa che non riesco a digerire. Però il bambino che non ha la parola parla con la pelle, con l'intestino, quindi ho bisogno di te, del tuo amore. Quindi allora quando inizierà a parlare dovrebbe sparire a questo punto? Si deve guardare il quadro, non ecco. c'è una risposta prefissata, perché si deve vedere anche le analisi del sangue, si deve valutare un po' no, tutto. Non si può in 2 secondi effettivamente, quindi si fa un'amnesi generica e specifica. Come anche carissima Mariella, sicuramente hai avuto una vita non certo facile, perché ha avuto
problemi sia col padre che col fratello, e via di seguito, dice ho sempre mal di testa, dice lo so, non sempre facile, se non riesci a sganciare Allora, tutte queste emozioni. Allora, si deve capire se quel mal di testa è legato all'emozione, perché a volte diamo colpe, ok? Si deve guardare tutto il quadro. Tutto, Bevo certo. acqua abbastanza, mangio nel modo giusto che non crea un'infiammazione, bevo abbastanza acqua. Ok, se io questo vuol dire fibre, grassi, carboidrati, proteine, cioè un'alimentazione come si deve. Lavoro troppo davanti a uno schermo. Da quanti anni ho questo mal di testa? Si deve mettere Sì, bisogna fare un quadro ben un quadro, specifico, perché se il mio rapporto con mio padre, con mio fratello non era buono, può andare anche qualcosa su psicofisico, cioè diciamo psicosomatico, ok, mal di testa, si deve guardare. Poi- E con cuore aperto. anche lei ha una certa età, quindi di conseguenza è una cosa vecchiotta. 2 minuti parte la pubblicità, Ok. quindi ci dobbiamo salutare, qui il tempo è volato Oddio. via. Io, Ok. allora citiamo velocemente, Sì. dov'è che poi hai un sito internet? Allora, sì, io lo studio a Mestre in via Piave, Olistica Venezia, e sul sito e sui social sono presente come Olistica Venezia. Quindi su Venezia. Google Olistica Venezia a Mestre. Quindi chi vuole approfondire Sì. e quant'altro può trovare riferimento. Quella. Io ti ringrazio di cuore. No, grazie a te Jenny. Luciano per questo spazio di condivisione, è stato meraviglioso, grazie. Io E anche a si Rosanna. pensava appunto l'emozione quando si è Roberto, poi allora Roberto Zeno dice buongiorno a tutto il popolo di Gamma 5, complimenti Jenny e complimenti a Olistica Venezia, luogo di benessere, roba da Mestre, quindi allora, che dire, Grazie. altri non riesco poi a leggerli perché mi ci vuole. Grazie Guglielmo anche della tua Grazie. esperienza, perché Sì, beh, io sono venuto volentieri, al di là del fatto che per me Gamma 5, da quando è nata, anche Telegamma 5, ricordo, in bianco quindi e nero, là fuori c'è la console di Telegamma per 5, dire. quindi E prima quando mi sono collegato nel dire basta guardare nel mondo cosa sta succedendo, 30 ma secondi. perché avevo quella fotografia lì Sì. davanti che tu dietro le spalle tue dice Franco, qualcosa, sì. e io, solo Dio lo sa cosa non ho patito e sto patendo pensando a quelle persone lì. Bene, 14 secondi, grazie di cuore per Grazie a voi. chi è stato collegato a Radio Gamma 5.